Ciapada, blog Venetica, Infomedia Veneto, artículo escrito da Diego R. El título del artículo es el limonare del Garda, la cultivación de limonari più settentrionale del mondo. Al par che la coltivazione dei limonari rente rive del lago del Garda aveva avuto inizio a Gargnano, inter il XIII secolo, inter un convento de frati francescani. Grazie al dolce microclima del lago, la produzione di limoni è stata favorita dalla Repubblica di Venezia, che aveva incoraggiato il nascere del limonare. Il limonare era struttura per assà che proteggeva i frutti dal freddo. Da poi i limoni veniva mandato via Torboli inter il nord Europa, specialmente inter l'impero austro-ungarico, fino in Russia. La crisi della produzione di limoni ha scominciato dopo l'annessione al Regno d'Italia, perché gli agrumi che venivano dal sud gli costava manco schei, anche perché si era da poco riscoperto l'acido citrico sintetico. Al leader ancora 6 limonari è stato recuperato. Tra i limonari ancora in funzione a Gargnano ricordiamo la vecchia limonara Yamaiora, che ha tolto il nome dal vicino Scaranto, dove viene coltivata la famosa e gran buona varietà autoctona madernina. È giusto sottolineare che i limoni del Garda sono di qualità superiore rispetto a quelli del sud d'Italia, da che dura di più. I secari di oli essenziali, da una scorza più fina e una piacevole acidità. Grazie a tutte queste caratteristiche, i limoni del Garda sono perfetti per essere adoperati in alquante ricette in cucina. Ai tempi della Repubblica di Venezia, la produzione di agrumi per esportazione era soprattutto dei limoni, come già detto, ma si coltivava anche naranzai dolci destinati al consumo locale. Interessante e abbondante anche la coltivazione dei cedri. Da questi inter il 19 si ricavava gran buoni e preziosi licori, che inter passaggio era venduto specialmente alla comunità ebraica che viveva inter il Mantoran e che aveva bisogno dei cedri per la cerimonia religiosa dei tabernacoli. Tra gli agrumi dell'Alto Garda aggreggerà anche i naranzai amarostri, che da case più resistenti al freddo gli cresceva bene anche fuori dal perimetro dei limonari e veniva coltivato per essere incalmato. Anche al di ancora si facile in accorgersi della presenza di queste meravigliose piante spasseggiando per esempio per le vie del Sirmione o Bardoin o di altri paesi bagnati dal lago del Garda, e dunque arriva agli agrumi della Venezia. Se vedremo al prossimo articolo, se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivete e metto il link in descrizione dell'articolo.